Garantire un futuro alla CC è una battaglia del territorio per il territorio, ciascuno nel suo ruolo. Patto di non belligeranza fra Confindustria, sindacati e RSU di ACC Wambao per un'azione congiunta capace di garantire un futuro allo stabilimento di Mel. La stretta di mano a Palazzo Reviviscara è forte senza ritrosia alcuna, perché in questa fase dell'avvertenza è fondamentale condividere la necessità di un risanamento e un rilancio dell'impianto produttivo che è unico nel suo genere nel settore del freddo. Tutti stiamo dalla parte del territorio, delle famiglie e della necessità di garantire produzioni di qualità al bellunese, preservando quel comparto che in Val Belluna conta ancora su delle eccellenze assolute, dice la presidente Lorraine Berton al termine dell'incontro informale dal quale è uscita una nota congiunta a pochi giorni dalla grande mobilitazione che ha portato in corteo oltre 2000 persone. Sindacati e RSU hanno ribadito le richieste. Spero che la politica guardi a questa manifestazione e finalmente possa dire qualcosa su questo stabilimento, perché noi abbiamo bisogno solo della politica. Io capisco che l'Ilva di Taranto sono migliaia e migliaia di persone, però la Wambao, l'ACC per Belluno è la stessa cosa. Fondamentale che il governo torni a parlare seriamente di politica industriale e adotti misure ad hoc per la montagna. Noi vogliamo che il governo intervenga con strumenti certi, commissariamento, nazionalizzazione, chiamatela come volete, ma un intervento certo del governo che possa risolvere la crisi della Wambao. Dall'incontro in Confindustria è emerso un impegno chiaro, ognuno è disposto a fare la propria parte con responsabilità. Martedì prossimo intanto la riunione del tavolo convocato al Mise, mentre resta chiaro per tutti che il prossimo sarà un Natale di mobilitazione generale. Vediamo il 17 come va, speriamo e crediamo di portare i lavoratori a Roma, vedremo, ma penso di sì, sarà un Natale un po' diverso.